totus e bene agattados. Oe in storia seguimos andando a cercare di contare sa Sardigna su tempus de oe e lo facimos con s'azzudu de sos istranzos che orta a porta nos azzuana a entrare in questioni più mannas, grazie all'esperienza che tenes. Oe abbiamo la fortuna, manna e su piacere, di fare una passeggiata sul mondo dell'arte e soprattutto sul mondo del teatro, massimamente. Grazie a Sistranza de Oe, Lia Careddu, grazie a Lia Oe. Grazie a tu. Lia, tu è cercamos un luogo di narrare chiese, magari sia un luogo difficile, che ha esperienza armana, ha fatto tanta cosa di importo, ha cominciato da minore con su teatro, si è impegnata soprattutto in un'attività di ricerca su l'imbazzos, ha fatto un metà tribali di importo, facendo conoscere sos classici nostri in su teatro, ma pure su cinema, in sa televisione, in sa radio, e da su 1975 e si associa a Sardigna Teatro. Innanzi di cominciare questa intervista, a me mi dia piacere un vago a ti di mandare una cosa più personale, chi serve di vizza di conoscere mezzo su chi è Lia Careddu? Sei una picciocca di una certa età, potete mi intendere ancora giovanella, po' di una verità, ma non voi te sei scimunia, no, ma voi te mi piace, a mi intendi giovane, no? Sono sempre proiettata a innanzi e non torno mai a Goa, o meglio, a Goa torrao, poi ti sarei ricordo punti importanti e tutto che hai fatto, le esperienze che hai fatto sono importanti per di oggi, no? Però io sono nascita in una idea, anzi sono nascita in Castello, ma accidentalmente, perché mamma mi ha attento su ospedali, quindi sono nascita in Castello. E se invece bivia sempre in una idicella, che si era di Siorcus Donigala, che a 50 km da Castello, e in cui poi passato tutta l'infanzia e la giovinezza. E come tu stai di questo momento di vita in Saida, di questa pizzinia, come ti vedi questa vita in Siorcus Donigala e ti ha dato? E si nasce in una idea e vive in una idea. Io penso che sia un patrimonio inestimabile, dei valori inestimabili. Potendo una idea, vivi in una comunità e in cui succede tutto, e noi di formas. E poi vivi in mezzo a gente, conosci a tutti e salutas a tutti e visi tutto ciò che succede di importante, di importanza, poi andai a Prazzegresi a giocare a tutti i giorni con i compagni e a fare ogni razza di gioco, di tavarraus, questo gioco pare di lì per lì magari non ti indaccata, però diventa, come si dice, un ritmo. Chi incappa a forse mettere più pure su questa recitazione. Il gioco il salto alla corda, la fune, giocare a campana, inventare i giochi, giocare a mamma cua. E sti giorni a sa vita, dicono appunto un ritmo e una melodia. È un usono che ti porta in tutta la vita. Boh, e poi, cussus, isatrus, tutta la gente di questa cazzeida, continenti che sei un macca. E non dei moi continenti meglio, cussus. Isatrus, tutta questa gente di questa cazzeida, che sei un macca. Poi tu sei nascita in Castello, poi sei tornata a Castello, quali sono gli studi che hai fatto e come ti hai cominciato a vedere che questa passione per il teatro poteva essere la tua? Ma tu decisi che in Biella ho avuto un teatro. In casa di tutti i fortunatamente ho avuto un teatrino, ho avuto un centro di aggregazione, ho avuto spippius, no? Annesso alla chiesa, andai a tutto un gune a fare recitas, passare su tempus e dopo cominciavo un guni. Poi, ma tengo questo ricordo, forse sì, io tengo 3 anni
4 anni prima di andare a scuola e io mi ricordo che questa maestra scuola, che non fu una mongia, a volte diventa mongia pure, ma questa fu una laica, che si via a fare questa recitedda. E mi ricordo ancora, bodinai, bisica, questo sono, questa tabarranta, e poi io ho fatto questa recita sansardo, si bidica si bravigedda, che mi sceranto e andai che volia bravigedda ad asfai. E tutto questo mi dava portato quando sono andata a pensa una volta con i sorresta mia, non tenevo televisione naturalmente, e sorresta mia vivaiamo in questa, teníamos in comune questa brazza, no? E quindi sommerì, prima di andare a croccare, andaiamo si riuniamo tutto un pari e lì già iamo questa commedia Sansardo. Sagoglie Pittano, che non fu facile, Sagoglie Pittano, Zivadori, e ci passaiamo su tempo. E questo mi dà portato fino a quando si è andata a studiare in Mongias, dopo studiavo dalle suore mercedarie a Monserrato, ho fatto i magistrali in Gune. E una volta, io da Ligia questa Zivadori, Ligia, siamo molto affezionati a Zivadori, lo quanto mi piace, è importante per me. E tanto mi hanno tenuto un Mongias, io andavo più, e sa pure ascoltare questa commedia Zivadori. E io leggo in mezzo a tutto questa Mongias, questa commedia Zivadori. Da dizia da Parri, prima tutto continentale, se non comprendeva nulla. E vabbè. Ma che su sono? Però su sono, ma è saputo un capo scerata se ci viene da passare su tempo, perché non passiamo a cui su tempo. E quindi nessuna può cominciare, quando sono venuta a Castello appunto a studiare all'università, dove mi sono iscritta in lettere, anzi materie letterarie, e alligio questo annuncio, scuola di edizione e recitazione, un corso, un po' una abilità di edizione e recitazione. Io mi fui iscritta a ICI. Ma non tenevi idea? No, manco poi idea. Io di più vai sa maestra, l'insegnante, come tinarà mamma mia, che si è si piace troppo, che si fatto insegnante, però non ero portata, non fui adottata per fare insegnanti, non mi piaceva. Infatti se non poi manco venuto all'università, dopo ho fatto gli esami, tutti, e poi non ho sadesi, e poi non mi importa nulla, proprio nulla. E poi ho cominciato a Nguni e nasce questo un corso appunto ho fatto questo corso di edizione e recitazione. Con Alberto Melis e suo maestro, siamo molto affezionati a questa figura, a questi uomini, e mi ha appassionato proprio, e vengono a cominciare. Vai cica come ti nascono le passioni, a volte non si accattano su come ti nascono, a volte si arrivano, oppure di circostanze, come ti succede a Mimmi. Qual è il suo primo spettacolo che ha fatto, una professionale? Quale aumento stenese? Il suo primo è stato il suo connotto, e questo mi ha fatto proprio cambiare completamente. Io in principio non volevo manco, mi hanno domandato dove vai la domanda per come te socia del Teatro di Sardegna. E io no, vabbè, faccio dopo te si rivia da capo a regioni burocratiche, si rivia da chi mi si iscritta a questa cooperativa. E a cominciato, no, però faccio gusto, poi basta, poi non mi cercai, non mi cercai più. E invece sì, io ho cominciato, sono venuto a mese di luglio 1975 in Piazza Esatta a Nuoro, è stata una cosa fenomenale. Chi stiamo innamorando un vago del suo connotto? Chi è? L'ha pensato, di te contata, e poi te attento questo successo che in mano, che forse in tempo pure esattamente di un sentito forte, che stiamo andando bravo, proprio gusto, mi diventa tempo bello questo, un tempo di battaglie, di lotte, di rivendicazioni, sì. Ma poi io penso che su pregio del suo connotto sia da sa poesia, sa storia della Sardegna, sa grande storia contata
fatta di storia pitticas. Essa poesia che tu sta intro, poi su conto è scritto da Romano Ruio. Sul regista Gianfranco Mazzoni, che è un regista romano, però si è appassionato, che vuole tanto povero di Clara Murtas, essa verità, che ha curato tutto la parte musicale. E fu di preno di poesie di Cicci Tumasala, di Antonisini, che vuti potevano il valore aggiunto di questo spettacolo, di estetico, poi posto anche in forma moderna. Cantar portarla zir fatto E ho fatto me da volta, sono anche 358, in caso di tutto il Biddas di Sardegna. Su 1962 in Sardegna è l'anno del Sozzo de Vedra, una catastrofe antropologica lunare rende difficile in lingua italiana. Savine de su mondo a lunare terra a terra in lingua sardonica. Ite che renarere. Fine de su mondo. Questo spettacolo ha dato la possibilità a suo teatro di essere un teatro di militanza, lo potremmo narrare? No, assolutamente. Noi abbiamo fatto questo teatro proprio civile, di militanza, proprio un teatro di civile, un teatro politico. Poi tanti su teatro non fieda in teatro su usannai ufficiali, canonici, su belli teatri all'italiana o con palchetti o cosa. Andaiamo in ogni luogo di fortuna pure, in Sprazzas, sì, massimamente in Sprazzas andaiamo. E poi certo ho fatto, andavo su teatro dei Sassari, Castelli, non dovevano questi teatri. E nunca sapevo, se andavo invece in tutti i teatri. Vuole aspettare che questo spettacolo essere gai popolare? No. Gai connotto? No, non fui preparato. È stata una specie di... ci è scoppiato nelle mani, è stata una grande fortuna. Poi da Denguni ho cominciato a pensare a questa professione. Cioè, tutta questa professione... come te maschera? Ne nasce anguni. Poi ti ha richiesto di diventare medasa, troppo puro, e quindi teniate già un traballo come te Franco Noede alla SAO. E io a un certo punto la SAO questo traballo e si dedica a uscire sul teatro. Innanzi invece vedo una cosa amatoriale. Certo, chi tenia un traballo continua a trivagliare, si chiede dove vai. E invece se no sono ancora chi studenti, chi ancora più giovani, uno teniamo un traballo. Quanto fisici in questa compagnia? Pure me, uno ti riusciva 15 forse, 15, 20, ma cosa è? Orbene, in un ufficio prestava servizio un impiegato che non si può certo dire che fosse troppo notevole. Il suo nome era Akakkevich. Forse a lor signori esso parrà alquanto strano e ricercato, eppure siamo in grado di sostenere che esso non fu affatto cercato e che furono naturali circostanze a imporre un tale nome. Prima innanzi ha schistionato di una persona, di un gigante della cultura nostra, Cicci Tommasala. Sì. E te sono solamente schias tue di Cicci Tommasala? Cicci è una passione qui dentro. Dopo noi fu reciproca pure, poi non sapere dati, poi si sistemaiamo meda. I suoi stati fondamentali conosco, poi dopo appunto il suo connotto, io ho scritto conosco un'opera originale che fu di Carrasegare, su Carnevali in Sardegna, destinata a questo gioco, no? Poi fu di trattare argomento che fu questa passione sua, di petrolio, tutto questo argomento su che io fu di me interessato. E poi sempre stati, prima con isso io ho fatto, devono due a mancare, quelli dalle labbra bianche,
che è stato meno importante, sì, Solari Biancos, è stato uno spettacolo bello e importante, poi tutto su poesie, Gesù ha scritto meraviglioso, ed è continuo, quasi sia d'occasione a leggi e a fare conoscere, noi teniamo questo compito importante. Questa testimonianza, ai giovani per esempio non la conoscono, non senti nulla del gusto umano. Questo è un problema a mano. Un danno incalcolabile. Tu hai tribagliato un mese finza già fuori dalla Sardegna, in tua occasione. Quali sono le differenze che hai arbito di tribagliare, di fare su teatro in Sardegna e fuori dalla Sardegna? Ma differenze o è sempre la stessa cosa? Su sentito come in testa? Come ti viene l'artista? Io questa grande differenza non la intendo, per dire la verità. Certo, forse in noi, appunto, sicuramente è una figura che nasce, insomma, nasce de vago, io sannai, no? De vago relativamente, forse l'idea che dei sciri, che tu fai come professioni, fai attori o attrici, forse si crea una paio di sorpresa pure, no? Quando ti domanda che mestiere fai, uno si spanta e pensa, questa è una professione. Infatti è un augusto ogni tanto, di un sempre, ma non poi sia una cosa particolare, strana, meravigliosa. Io mi sono pensionata come teattrice e forse sono la prima, la prima femmina che sei pensionata come attrice in Sardegna. Quindi questo tiene un valore simbolico, un capasa, manno, e noi ci dantessi sempre De Bruso, speriamo sempre De Bruso, che sia una professione che grazie a Dio sia diventata normale, un momento un'altra professione che sia. Siamo pochi, ma ci chiamano armeni. Noi non ci consideriamo superiori a nessuno, semplicemente la nostra sorte è stata diversa. Semplicemente abbiamo dovuto versare molto sangue. Semplicemente durante la nostra secolare esistenza, quando eravamo forti ed eravamo in piedi, non abbiamo assoggettato alcun altro popolo. Nessuno ha subito danni dal colpo della nostra mano. E se abbiamo fatto schiavi, è stato solo con i nostri libri. Se abbiamo dominato, è stato solo con il nostro talento. E quando siamo stati costretti a lasciare la nostra terra, laddove siamo giunti e ovunque siamo andati, ci siamo impegnati a favore di tutti. Tu hai fatto tanti spettacoli, cristiano del Sugonotto, ma altri spettacoli che tienes in Sugoro, che ti hanno dato finza come femmina di spettacolo, Valor Hermanos, Rai Narbona, altra. Ce ne sono altri bello, importanti, che è Fontanaruia. Fontanaruia ha avuto una trasposizione di Fuente Ovecuna dell'Ope de Vega, che è stato fatto in sardo e italiano. La traduzione in sarda, la trasposizione con essa verità, l'adattamento, questo non vuoi italiano però è pertinente, di un altro grande, di un altro gigante della cultura sarda che è Leonardo Sole, che ha scritto questo testo meraviglioso, in questo locutoreso bellissimo. Dei tanto ho cominciato a recitare in locutoreso, poi te li ha studiato, ma bene, con questa guida sua. Fontanaruia ha fatto invece proprio uno giro, ti sinava una tournée proprio importante, è stata a Firenze, a Bologna, insomma ha girato e fu di uno spettacolo in sardo, la maggior parte fu tutto scritto in sardo e fu di una bella scommessa. E come te eri stata scontinentale, che forse però sempre il fascino della lingua, è bello, questo suono è bello, la musicalità è bella, c'è nulla da fare. Appassiona da tutti i continentali, si appassionato. Infatti, casta di ha fatto De Vago, una varia anno fa, ha fatto Garcia Lorca,
questa regista milanese che si chiama Serena Sinigalli, ho fatto Nozze di sangue, Bodas de Sangre, e io non l'avevo più va in italiano, l'avevo più va in sardo. Poi ti ad Antendio, un'attrice che è nata in sardo, no, questa è la lingua di Lorca, Iannao. Io ho fatto questo spettacolo, l'ho fatto in ogni luogo, a Milano, in ogni luogo, e cremi, piace meta, il spettacolo fu bello, non ho ammesso, ma fu un bello spettacolo, con questa lingua meravigliosa che è una lingua forte, una lingua che ha il suo vuoto, acquista forza rispetto all'italiano. Poi da issa narrata dei continentali, che l'orca in italiano non si vuole fare, poi l'italiano è troppo, non è una lingua che si presta, che si adatta al linguaggio di Lorca. E non sapevo dove andare e probabilmente ero semplicemente nato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, nella famiglia sbagliata, con la testa sbagliata, la faccia sbagliata, il corpo sbagliato. L'ho fatto perché tanto non gliene frega un cazzo a nessuno di me e dei miei piedi puzzolenti e delle mie scarpe da ginnastica consumate e puzzolenti, del rasoio che mi sfregia, della maglietta con la pubblicità dell'officina, delle mutande che non mi cambio mai. Quanto treba liubata in seguito di un'attività di ricerca, abbiamo questionato di una continentale, una milanese che nella Garcia Lorca non si può fare in italiano, non si fa in sardo. Quanto è importante poi questa attività di ricerca sull'imbazzo e quanto dà su teatro questa cosa? Tanto il teatro è ricerca fondamentale. Sul teatro non può dire sempre più cose. Sapremo cosa che faccio, non è un po' modernaia, lo faccio di adesso, faccio italiano e sardo, sia che devo recitare in italiano, sia che devo recitare in sardo, ma specialmente che devo recitare in italiano, sapremo cosa che faccio, mi danno un sardo. E su sardo mi hanno dato 10.000 possibilità di impruso rispetto all'italiano, poi colori, le intenzioni, la postura, tutto è un altro mondo, che aperi di altro mondo. E sta aici. Poi Taddeo, quando voi a regione in sardo, voi a regione in sardo, voi questa formazione mia è cussa. Io penso di essere fortunata, poter avere una possibilità di impruso rispetto a altri, rispetto a un'attrice italiana pure. È una cosa, io penso che sia un patrimonio di valori inestimabili. Quando ho fatto una poesia, recitato una poesia di Ciccitu Masala in sardo, in Sarreggia dei Barumini, in una delle torri, in questo spettacolo meraviglioso che è stata un'antologia di tutti i poeti sardi che ha fatto Sarreggia Marco Parodi, una cosa meravigliosa che io ho fatto, proprio in tutta questa Sarreggia dei Barumini. Ho avuto questa fortuna di recitare la lettera di Samuele de Simigrao in Oscetta, ho recitato poesia puro, bellissima, di Anna Cristina Serra, un'altra gigante che tenevo in questa nostra terra, una nostra poetessa che io stimo senza condizioni. Quando ho recitato questa poesia Intro de Sarreggia, in mezzo di questa sperdasa, basta che lui viene di i miei puro. Poi penso che sia un'esperienza che manco va a essere di greve, no, sempre a poter fare, ed è una poter fare. Su teatro, quanto è scambiato in Sosanus e come su teatro te ne dà ancora senso di dimando? Capare che forse un po' non siamo straccande, non abbiamo più un'educazione su teatro, e te succede? Ma non riuscivo gusto di sapere, no, ma creo molti punti giovani, su mezzo, sono interessanti, si vanti cose. Certo, troppo puro a bottas, troppo puro. Poi ogni tanto bisogna si primai puro, si primai a pensare. Tocca a castigare su che si va, non sempre a fare la fare. E non sempre su vai, si revidi, a volte si va in troppo cose e mal puro. Quindi tocca ogni tanto si primai, si castigare tutto a giro e
e da spensare cose, sapete, in tempo sono magari particolari pure, io sono di questo danno che è stato su Covid, quindi si cambiato metà pure, si conca pure, no? Quindi tocca da pensare pure questa cosa, no? Che si parla su prima in questa maniera traumatica, manco in maniera... Beh, non la rimmi, si dice. No, ecco. E quindi ogni tanto tocca da si primare a pensare pure. Beh, noi ho fatto questo grande spettacolo che è stato Luciresi, che è stato Macbetto, che ha girato sul mondo e girando ancora sul mondo, quindi questo si va a pensare che ancora teniamo cosa Cosa deve fare, de narra. È logico. Non ci si capiva più. Non si poteva andare avanti così. Ma non avrebbe dovuto lasciarmi senza una spiegazione. Se n'è andato, senza una parola. Non ci si comporta così. E adesso sono proprio sola. Ma non mi arrendo. Non mi arrendo. Quali sono i progetti che hai sposato benidore? Deo Moise vendi una abilità per il cinema. Se ho partecipato a un film che hanno fatto de vago in Trattaliesa, in questo in Ibida di Sardegna, e mondi devo partecipare a un altro che devo girare a Sadali, la Terra delle Donne, di Paolo Asini, e poi devo fare un cortometraggio che hanno girato i rotelli tra noi esprimo e ho vendi più cinema che televisione, sì, per una stabilità. E poi prima di questo accidente su coronavirus, io ho fatto uno spettacolo uscetti, un monologo di Beppi Vigna, che fu di Maria del Mare, che è giù pronto, se ho Deu e un musicista che è Alessandro Olla, che è in pari a Mimmi, due uscetti su palco, e si aspettando che il tempo si ponga Antonio Paghetto Bruso. Chissà cosa a mezz'ora. Diretto e poi lui torna a fare, e poi io sapevo. Lia, in Serrande questa bella reionata, se un giovane o una giovane ti anche a fare su teatro come professione, tu te li riesci a cursizzare? Deve fare un pacchetto di passaggi, come ti si nada, non tieni pressa, poi ti tocca da studiare, tocca da ascoltare, tocca da imparare. Non è uno che ha fatto uno spettacolo in cui si sia al luogo subito o luogo si intenda da pronto per fare uno spettacolo, no. Tocca da tenere pazienza, poi prima di fare un personaggio lo devi intendere ma bene e in profondità. Io quando non fui pronta, non mi intendevo pronta, era no, non lo posso fare, perché non sei ancora pronta. E questo lo via quando io tenia già le esperienze. Tocca da ascerai e a essi tornai pazienziosi. Perché prima di devi intendere sicuro di quello che devi fare. Devi essere sincero. Prima di tutto con tu e tutto, poi con i altri naturalmente, perché non sei pronto, la gente si innaccata, si vede, e tanto non tieni né soddisfazione né tu né da una a chi ne ascolta, perché devi nascere tutto a intro, e Dio sono stata fortunata che a me le cose le sapudenta naturalmente. Le sapo ricevere in regalo, per questa esperienza mia in Bidda, tutte queste esperienze che ho fatto sono state importanti e fondamentali, e
Sannai cuada a intro in profondità dentro Mimmi e poi deve sia fuori quando Serbia, aici naturalmente. E metà cose invece i giovani si devono ancora creare, si devono formare a pago. Come in sa vita. Come in sa vita. E tu devi si intendi, si comprenditi. Lia, grazie a me per la pazienza, poi nos hai contato desarte tua, di un'uccone di vita della cultura sarda importante e speriamo di dire tornare a spiegare, di regionare con noi, di Sardegna e di tutte le cose belle che abbiamo e che dobbiamo valorizzare. La gasta è in custo, ma la gasta pronta, Perché io penso sempre che noi siamo una terra piena di gente importanti, di talenti, di gente che le persone che hanno un grande valore che a volte non si è tutto ignorato, non conosciuto.